Anche il Comune di Agrigento ha voluto organizzare un appuntamento tematico oggi in occasione della giornata della disabilità, una giornata internazionale che però è importante venga ricordata anche in tutti i piccoli centri. Certamente il Comune di Agrigento non poteva non ricordare questo momento perché è vicino e vuole essere vicino all'amministrazione comunale, alle persone fragili, alle persone con disabilità che di fatto assistiamo tutto l'anno, di fatto cerchiamo di venire incontro alle loro esigenze tutto l'anno, ma è giusto che vi sia un momento nel quale viene fatto un attimo di riflessione, un momento di riflessione così come abbiamo voluto fare quest'anno. Infatti quest'anno abbiamo coinvolto i ragazzi, gli studenti, i coetanei spesso di queste persone che frequentano anche le scuole, che sono vicini a tutti i loro coetanei e abbiamo voluto stimolare un attimo di riflessione proprio per vedere assieme quali sono i problemi che possono sorgere, quali sono le difficoltà, quali sono i modi per superarli e per venire incontro alle loro esigenze. Aprire gli occhi ai giovani, educarli e prospettarli verso un mondo quello degli adulti fatto a volte anche di difficoltà, lei le fronteggia ogni giorno con la sua associazione che ha in cura dei malati di Alzheimer. Sì, noi abbiamo proprio la voglia di coinvolgere anche i giovani nelle nostre attività proprio perché questa patologia colpisce molte famiglie ormai e i giovani sono quindi abituati a trovare anche in famiglia questo disagio. Il fatto di interessarli e di farli partecipare e creare questa sensibilità è sicuramente un valore aggiunto che noi vogliamo dare a questi ragazzi. Anzi, li invito tutti a venire a trovarci, a partecipare alle nostre attività in associazione. Lei rappresenta una serie di associazioni di disabili, è vicepresidente della Consulta di Agrigento. Anche voi siete qui in questa giornata per parlare ai giovani. È un momento anche per soffermarci di quello che è la vita di tutti i giorni delle persone disabili, una vita che inizia nei banchi di scuola insieme a questi ragazzi che oggi sono stati coinvolti proprio perché si vuole anche conoscere il loro pensiero. Si chiederà ai ragazzi di scrivere in un bigliettino cosa pensano della disabilità, cosa sia, e ci sarà il dottore Vetro che risponderà a tutte loro domande che spesso restano nascoste. Invece iniziare a parlare della disabilità, della persona disabile, della vita di tutti i giorni che incontra delle difficoltà ma che nel tempo stesso ha incontrato anche tante opportunità. Come poter migliorare questa nostra società per l'inclusione sociale, per una vita che possa offrire alla persona disabile pari opportunità. Come spiegare ai giovani il mondo della disabilità? Il mondo della disabilità è già complesso per un genitore e quindi io qui rappresento la loro insegnante, la professoressa Rancatore, ma sono anche la mamma di Ruben, un ragazzino autistico di 14 anni. Mi piace portare la disabilità in classe perché è giusto che se ne parli. Io sono felice che oggi il Liceo Politi ospiti questa giornata internazionale della disabilità. È importante perché è proprio tra i giovani che deve nascere questa cultura della disabilità, questa cultura dell'inclusione ed è importante per mio figlio, per Giuseppe, per Marco, per tutti i ragazzi speciali.